Vento, pioggia e grandine e macello, solo che stavolta appunto è durato 2 giorni, non solo qualche ora, e quindi la situazione è diventata ancora più pesante, insomma insostenibile. Sono esasperati i residenti di Fadalto, ancora una volta prigionieri di una frana, anzi due, che si sono staccate con l'ultima ondata di maltempo. Le ferite sono visibili in questo tratto di Alemagna, nell'ultimo lembo a nord della Marca. Sta provocando un casino perché bisogna prendere l'autostrada, bisogna fare il giro del mondo per andare fino a Vittorio. E la vedo che è lunga la storia. Per andare anche solo a Nove, che è un paese a distanza di 5 km, bisogna andare su in cima, prendere l'autostrada, andare in giù e anche andare a Vittorio Veneto, insomma tutte le famiglie qua, tutte quante parenti a Vittorio. Sicuramente è un grande disagio perché comunque anche semplicemente per andare a fare la spesa dobbiamo salire fino a Fadalto Alto, prendere l'autostrada e poi pagare ovviamente anche al casello perché non ci lasciano l'autostrada gratuita, quindi pagare fino a Vittorio Sud, fare tutto il giro per poi andare a fare la spesa. Un disagio ma anche un costo, da qui la richiesta di riaprire il tratto almeno in un senso di marcia, oppure Se proprio dobbiamo andare in autostrada che almeno ci lasciano libero il passaggio, quindi gratuito. tutti i temi che il sindaco ha affrontato in un incontro urgente con ANAS, RFI e Autostrade. Due le notizie: la circolazione ferroviaria ripartirà domenica, mentre per quella viaria bisognerà aspettare Natale. Il risultato che la strada sarà di nuovo libera, presumibilmente in un paio di settimane, dipenderà dal tempo. Sul tavolo anche la gratuità del pedaggio per i residenti, con il comune che formalizzerà la richiesta nelle prossime ore. Ci metteremo d'accordo con Autostrade in modo da alleviare di questo costo ai nostri cittadini.